L'amor che muove il sole e le altre stelle è come l'aere, quando è ben piorno, per l'altrui raggio che se ne riflette di diversi color diventa adorno. L'occhio, finestra dell'anima, abbraccia la bellezza di tutto il mondo. È l'occhio che tutte le umane arti consiglia e corregge e conduce l'uomo in ogni luogo. Che cosa vede la mia anima? Che cosa vede il mio occhio? Il mio desiderio di sapere vi deve domandare quale soggetto vi ha stregato in questa maniera per farvi dipingere così affannosamente? Immagino sion, con questo monte in sulla terra che sta sì che ambedue hanno un solo orizzonte e diversi emisferi. E come, in sì poch'ora, da sera a mane ha fatto il sol tragitto? Qui è daman, quando di là è sera. Come vi chiamate? Mi chiamo Vincent van Gogh. E non lo vedi che questo è un quadro sgradevole, Vincent? No, signor Vinci, sgradevole sarà il vostro commento, che sto cercando di creare un nuovo modo di dipingere. La pittura è scienza, nipote di esperienza, parente di Dio. A differenza vostra, io adopero un sentimento impattante che ti focalizza nel qui ed ora mentre guardi ciò che da lontano nel tempo è stato fatto. Le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa somigliante. Qui veggion l'alte creature, l'orma dell'etereo valore, il quale è finial, qual è fatta la toccata norma. Surge ai mortali per diverse foci la lucerna del mondo, la visione dell'universo. Per donare anima alle figure bisogna indagare la realtà rigorosamente. È come l'aere, quando è ben piorno, per l'altrui raggio che in sé si riflette di diversi colori diventa adorno. Sicché, catturando i vari corpuscoli luminosi, è possibile rappresentare una maggiore profondità tra un soggetto e l'altro. Come quando dall'acqua o dallo specchio salta lo raggio all'opposita parte. Compagno, Le cose tutte quante hanno un ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa somigliante. Qui veggion l'alte creature, l'orma dell'eterno valore, il quale è final, qual è fatta la toccata norma. Io penso alle sue vivissime ed eccelse parti che non posso non rappresentarle per come mi appaiono. prendi lo specchio e fallo tuo, maestro. Se gli fai specchiare dentro la cosa viva e la paragoni a ciò che hai dipinto, vedrai se le due cose si assomigliano. Qual era il geometra che il tutto s'affigge per misurare lo cerchio e non ritrova, pensando quel principio, anche egli indice, tal ero io a quella vista nova. E questo cielo non ha altro dove che la mente divina, in che s'accende l'amor che il volge e la virtù che i piove. Anch'io un dì vidi la luna senza quell'ombra, che mi fu cagione perché già le credetti rara e densa. E pare stella che tramuti loco, se non chiede la parte onde s'accende e nulla sen perde, ed esso dura poco. Infine ella, che distinta da minori e maggi lumi biancheggia tra poli del mondo, galassia sì, che fa dubbiar ben saggi. Fissiamo per sempre l'emozione di un attimo nei nostri quadri. E finalmente ascendiamo puri e disposti al regno delle stelle.